qua andranno a posizionarsi parallelamente al loro simbolo i ragazzi del gruppo centro. Speriamo che rimanga 5-7 ragazzi, non vengono meglio 2-5, maglia dura al figlio contro Stuccio, naturalmente questo qui, secondo, la meravigliosa contrada del Cavalella. Con il del loro Stuccio, indiani, 6-7 per i ragazzi vinta, l'ultima 4 anni fa, i ragazzi del Piazzale. Mamma mia, quanti sono! I detentori della festa dei ragazzi ultima ufficiale, quella del 2019, sono i meravigliosi Maglioscia, ragazzi del San Giusto! Il giurato Maturlani si sta lavorando per la classifica, il capogruppo e seguendo l'ordine alfabetico per targa potevano entrare in triangolo che aveva Elisa Bortoletto come capogruppo di questo studio qua, i ragazzi in maglia giallo-nera, l'aquila, il simbolo di questo meraviglioso gruppo che si chiama Santinati! 14 feste dei ragazzi vinte, praticamente molto difficile che un ragazzo di Spagna non abbia vinto almeno una volta nella sua vita la festa dei ragazzi di questa squadra. Quest'anno è stata Benedetta Furlanetto. Sono come sempre super orgogliosi del loro motto sconosciuto e del loro colore verde, i ragazzi della Spagna! Primo compito finito, è il momento della messa. Domenica. Adesso ci mettiamo subito alla presenza del Signore per cominciare la Santa Messa e ringraziarlo dei giorni che abbiamo vissuto insieme. Abbiamo anche una bella serata, abbiamo avuto tutti bei giorni, quindi davvero c'è tanto da dire grazie. Ci alziamo in piedi e cominciamo con il canto di inizio. La casa della via di Natale è la certezza per tanta gente che se non trovasse un tetto, la gratuità, non potrebbe continuare a curarsi, poiché tutti sappiamo che la vita è diventata più difficile e più amara. Ogni giorno al suo interno ci sono circa 100 persone, fra familiari, malati in terapia degli hospital, malati al termine della vita e il personale. Dietro ad ogni porta di un appartamento c'è un problema di salute, 1000 difficoltà, la lontananza dei propri affetti e dalla propria casa.
rimanete tutti lì dove siete, che tra qualche minuto cominciamo. La festa dei ragazzi 2021, dopo l'anno saltato per il Covid, siamo riusciti, rispettando alcune importanti regole, a far partecipare soprattutto i ragazzi, che era il nostro grande obiettivo, che era molto importante non far saltare un'altra edizione a causa della pandemia, e ringrazio veramente gli adulti che si sono comportati benissimo, sono rimasti solamente i sorveglianti, gli altri hanno seguito in qualche maniera da lontano comunque questa festa dei ragazzi. Non so se sono pronti i nostri balletti, mi sembra di sì. Allora, attenzione, chi prende la medaglia arriva sul podio senza mascherina, così almeno le foto. I balletti e le ballette vi premieranno con la mascherina, vi metteranno la medaglia al collo, ma non potrete scambiarvi il bacio. 488 medaglie, speriamo veramente di accontentare tutti. Purtroppo sappiamo che lo sport è fatto così, le medaglie e le coppe le vincono chi arriva al primo, al secondo e al terzo posto, ma sapete che è molto importante questa festa arrivare comunque al traguardo, perché tutte le gare anche danno punti, anche per 4, 5 e 6 di attività. Organizzazione, ci siamo? Siamo partiti. Allora, bene, cominciamo a premiare la festa dei ragazzi 2021, finalmente era 2 anni che aspettavo questa domenica, grazie! Allora, è stato tutto il giro di 7 ore ora. Calcio piccoli, medaglia di bronzo per la Spareda, medaglia d'argento per il Piazzale, con il giovane Leonardo di sempre che vedo col braccio appeso, ma insomma, eccoli qua, fate un po' di confusione, super Leo. Medaglia d'oro, dopo 26 anni non succedeva questo evento, l'ultima volta nel 95, 26 anni fa, la medaglia d'oro del calcio piccoli è della squadra del centro! Bene, torneo di calcio grandi, più importante e prestigioso, la medaglia di bronzo la vince la squadra del San Giusto, la medaglia d'argento la vince la squadra della Sparena, medaglia d'oro calcio grandi 2021 Cavalella. Di quest'anno, a parte 2 o 3 elementi, erano tutti quasi al primissimo anno. Il primissimo anno Don Daniele, il primissimo anno dell'organizzazione, per cui poi erano messi alla prova, perché insomma ripartire tutti da zero, però personalmente vi dico, per essere stati in questi giorni vicino a loro, che sono stati meravigliosi, una festa che è andata via liscia, non hanno avuto problemi, si sono comportati bene, hanno saputo anche avere del buon senso in alcune decisioni, per cui vi invito a fare un mega applauso all'organizzazione. Organizzazione che ha pensato anche di fare qualche premio particolare che di solito non facevamo. E allora vogliamo premiare il miglior giocatore del torneo di calcio grandi. Il premio lo porterà Tommaso Signorini, perché questo premio è dedicato alla memoria di Filippo Signorini. Del Tommy. E casualmente, perché veramente è il caso, il giocatore che vince questo premio, valutato da tantissimi esperti di calcio che hanno visto le partite tutta la settimana, è della Costa Contrada. Il miglior giocatore del calcio grande del 2021 è Riccardo Pagnoli del Cavalella, che vince il primo Memorial Filippo Signorini e riceve da Tommaso questo premio. Vai pure sul podio. Per cui il miglior giocatore del torneo di calcio grande ha segnato il pareggio fondamentale nella finalissima. Bravo Ricky, la fortuna. Calcio piccoli, il premio. Allora, il premio di calcio piccoli, in campo l'unica persona disponibile è la nipotina Agnese dei Santi Martiri, a parte qualche figlio più vecchio che sta facendo altre cose in questo momento, per cui Agnese viene pure a prendere il premio.
Allora, il premio al miglior giocatore del torneo di calcio piccoli, anche qui una giuria, veramente siamo stati in tanti a votare, va a Edoardo Falcinella del Centro. Premio Agnese Fiorini, la terza di piccola di forte di Bruno Bucchi, vai sul foglio Edoardo. Ecco qua, complimenti, miglior giocatore del torneo di calcio piccoli. Edoardo Falcinella. Bene, poi ci saranno ancora sorprese, le medaglie sono la bronzo per Filippo Nicodemo Santi Martiri, argento per Mattia Bizzaro Fermanella, la presenza sul podio di Francesco Agnes e mi ricorda grande quest'anno per le due grandi medaglie di bronzo per Alice. Vai, cominciano a essere 3, 4, 5 le medaglie al fondo, sono già 4 medaglie. Axel Jacobs, 80 metri maschili grandi, medaglia di bronzo per Simonatti Santi Martiri, medaglia d'oro per Elisa Bruzzi San Giusto. L'argento per le bambine piccole Caramella, medaglia d'oro volta fatta a favore della via di Natale, e durante la settimana sono stati raccolti 400 euro. Questa sera, durante questa messa, sono stati raccolti 1220 euro, un totale di 1620 euro per via di Natale. Prima di fare un paio di saluti istituzionali, volevo farvi conoscere, per chi non li avesse ancora visti, i ragazzi dell'organizzazione, perché sono quasi tutto il primo anno, hanno portato avanti questo lavoro in maniera impeccabile, bravissimi. Grazie ragazzi. E sono i più vecchi Filippo Cincio, e poi Marco Cerea, Elisa Zanotel, Tommaso Signorina, Elisa Bortoletto, Vanni Rallo, se mi salite sopra, Valentina Zanotel, Matteo De Santi e Marco Zoia, che hanno portato avanti lavorando notte e giorno. No, metti vicino che ce la foto può fare anche tu. Questo è il gruppo principale, poi sono assoluti che hanno collaborato un po' in maniera più o meno interna e esterna. Questi sono l'organizzazione attuale, quasi tutti la prima esperienza dell'organizzazione, dopo 2 anni poi è stato difficile ripartire, ma sono stati bravissimi, hanno dormito qua, hanno mangiato qua per poco. Complimenti e grazie, sicuramente l'esperienza di quest'anno per chi ha fatto per la prima volta sia di ottimo insegnamento per proseguire l'ottimo lavoro che avete fatto. Un grazie speciale all'amico Andrea Corbetta per tutti i collegamenti che è riuscito a creare questa sera con tutta la sua famiglia, con Matteo De Santi che gli ha dato una grossa mano. Bene, basta. Adesso non so se facciamo prima salutare velocemente il parroco, prima di cedere il microfono a Don Daniele. Saluto da parte del nostro parroco Don Natale Padovese. Ho visto per esempio una ragazzina, quale ho chiesto quali gare hai fatto tu? E lei mi ha detto 3. E quante ne hai vinto? Nessuno. Ma sono contenta di aver partecipato. Bellissimo. E anche perché avevo premura di fare tutte le cose che avevo, e ne avevano tantissime. Potrei dirvi che ho visto poco Don Daniele, ho visto nel momento importante alla mattina quando pregheranno. E dopo da lì non l'ho più visto perché la sera arriva la notte fonda. E allora un grazie proprio per tutta questa, lo dico a voi adulti, guardate che realtà abbiamo davanti. E allora proprio per loro, a cominciare da loro, dobbiamo ripartire con forza, con coraggio e con gioia. E vi lascio l'ultimo quadro, credo che voi bambini forse no, ma gli adulti tutti noi abbiamo visto, perché l'ho ripetuto tante volte, ieri la vittoria di quelle 3 ragazze disabili che hanno avuto io guardavo le gambe troncate e guardavo poi il suo sorriso
Dico come attraverso anche questa sofferenza, questa mutilazione, potevano sorridere contenti. E allora noi non possiamo sorridere e riprendere con gioia questa realtà che ci ha fatto soffrire e continua a farci soffrire, veramente, ripartire. Buona ripartenza a tutti, grazie. Grazie, buon Natale. Io mi sono visto in mezzo cambiando momentaneamente il mio abito, nel senso che non so se tutti sapete, sono anche assessore comunale della nostra città, l'assessore allo sport, per cui e alle politiche giovanili, perché queste cose fanno parte del mio assessorato. Il sindaco non c'è perché è stato invitato alla regata storica a Venezia, per cui è andato a Venezia e mi ha incaricato di salutarvi, di portarvi il saluto, e vi dico quello che col parroco che vedevamo prima lo ha detto lui. Io quando incontro gli assessori comunali degli altri paesi, quando vengono a Concordia, io spesso dico a questi: buongiorno, benvenuti nel più bel paese del mondo. E quando sono di qua e vedo questa meravigliosa fotografia, vi dico che è la verità. Meravigliosa la nostra città, la nostra comunità e i ragazzi della città di Concordia Sagittaria, bravi! Non ci sono tanti paesi che possono mostrare una fotografia come questa, ve lo posso assicurare. Bene, adesso faccio il cambio presentatore, vi ringrazio per la vostra partecipazione e do il microfono a colui che chiuderà in maniera importante e definitiva questa via ragazzi. No, state seduti, state calmi, che ce n'è ancora, fino alle 9, tante cose da fare. Come va bene? Seduti ancora ragazzi un attimo, fermi, no, non c'è ancora fretta, un secondo. Animare le vie del paese è bello. E quindi il primo applauso lo chiedo per voi ragazzi, perché siete davvero bellissimi, ma tanto, e credo possano confermarlo i vostri genitori, ed era bellissimo di vedervi giocare qua in oratorio, animare tutte le nostre giornate, bello davvero, quindi grazie a voi del vostro impegno. Un altro applauso io voglio dedicarlo a questo gruppo che quest'anno è nuovo, pressoché totalmente, il gruppo dell'organizzazione, un applauso! Credetemi che se in passato è sempre stato complicato organizzare la festa dei ragazzi, quest'anno con le regole che avevamo era quasi, non dico impossibile, ma c'eravamo vicini. E tra le 8 e 10 ore di riunione al giorno, tutto il mese di agosto, andando a dormire alle 3 di notte molto spesso, questi sono i ragazzi dell'organizzazione. C'è qualcuno che ha fatto il turno di notte ed è venuto qua alla mattina. Quindi ragazzi, se voi avete potuto godere di questa festa è perché c'è qualcuno che si è veramente spaccato la schiena per farlo. Tutti i giorni. Non so, per la magna bandiera. La bandiera è stata ammainata e sta per raggiungere il palco nelle mani dei nostri giurati. Dopodiché procederò alla proclamazione.
busta con scritto classifica finale della 55esima festa dei ragazzi. Chiedo un po' di suspense di fare. Questa è la classifica finale della 55esima festa dei ragazzi. Con 6.150 punti si classifica come sesta la contrada Santi Marchi. Un applauso per i Santi Marchi, campioni in entrambe le pallacampo, piccoli e grandi. Aspettate tutti in campo, ragazzi, tutti quanti in campo, non si va più. Tra la sesta e la quinta è di 690 punti. Con 6.840 punti si classifica come quinta la contrada Cavanella. Tra il quinto e il quarto ci sono 290 punti. Con 7.130 punti. Al quarto posto si classifica il centro. Ci tengo anche a fare una menzione speciale per il centro, che è l'unica contrada tra tutte ad aver preso 0 punti di penalità, correttissima in tutto, dal primo all'ultimo secondo di festa dei ragazzi. Complimenti centro, bravi! Tra il quarto e il terzo ci sono 290 punti. Al terzo posto, nella 55esima festa dei ragazzi, si classifica la Spareta! Invitiamo subito la capogruppo a prendere la coppa, che viene consegnata da un membro dell'organizzazione proveniente dalla Spareta, Marta, assieme a Marco Cerea. Vieni Benedetta, prendi la coppa. Terzi Spareta, un applauso per Spareta. Secondo classificato a 90 punti più del terzo. Ma non è questa l'informazione che volevamo sapere. Tra il primo e il secondo ci sono 1490 punti. Squadra a
7.510, l'altra è a 9.000. Stringete più forte adesso perché sto per dirlo. Con 9.000 punti contro 7.510 della seconda vince la 55esima edizione della festa dei ragazzi, la Contrada Piazza. Complimenti a San Giusto, secondo classificato, complimenti piazzale. San Giusto e Piazzale per iniziare. Consegniamo al San Giusto la coppa del secondo posto, del secondo classificato. Ok ragazzi del San Giusto. E ora Cito, Daniel e Valentina hanno l'onore di consegnare nelle mani della capogruppo del Piazzale Calderina la coppa tanto ambita. E quindi, consegnate le coppe, posso dichiarare ufficialmente conclusa la 55esima festa dei ragazzi! Complimenti a tutti! Salvo ora per la foto i terzi classificati della